Facci un maiale arrapato. Un maiale che ha fame. Un maiale che fame non ne ha. Un maiale schizzinoso. Un maiale che si vergogna. Facci un maiale porco. Bravo, bravo. Grazie. Vabbè, terminiamo qui, se no ci addormentiamo. Certo. Perfetto, allora passiamo al videomessaggio. Io so che tu vuoi fare un videomessaggio rivolto a chi? Mia figlia A tua figlia e a mia moglie. e tua moglie. Allora guarda la telecamera e fai il videomessaggio rivolto a tua moglie, dai. Ciao Veronica. È come una menzione. Non ti preoccupare. Quando ti viene, ti viene. Quando mi viene a vedere. Pronto? Allora, ciao Veronica. Ok, siamo pronti. Andiamo? Sì. Vai. Allora, ciao Veronica, e sono contento di avere questa figlia che ha 5 mesi e sono contentissimo. E ti amo tanto e sei tutta la mia vita. Ciao. Perfetto, bravissimo. Vabbè, amici telespettatori, abbiamo rivisto Lillo, un grande personaggio di Campobello di Mazara. Cosa possiamo aggiungere, Lillo? Cosa vuoi dire ai telespettatori che ti stanno guardando? Perfetto, belle parole. Qualche barzelletta, se mi viene qualche barzelletta. Barzelletta? Sai dire le barzellette? Ne vuoi raccontare una? Va bene, dai. Ci provo. Allora, guarda sempre la telecamera e parla, dai. Allora, c'era una volta Pierino che andava a scuola. Non mi ricordo. Perfetto, era davvero bella, complimenti. Sì, complimenti. Quale complimenti? Ci posso fare? Yeppa! Vabbè, allora guarda la telecamera e fai la tua esibizione. Se ne. Ma le panini buone fa? O le fa un pochettino scarute? O che c'è qualcuno che ti fa Yeppa, mo! Yeppa, mo! Yeppa! Mo! Yeppa! Tu, vieni qua! Ora ti manda a lui che si chiama Alberto. Vabbè, bravissimo. Ok, per la rubrica dei personaggi Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Ciao. Ciao. Lillo. Ciao ciao. Your near